Sia con voi. Dal Vangelo di Giovanni. Io amo stare con i figli degli uomini e saperli sempre più custodire, proteggere e lodare. Questa è parola del Signore. Il Signore vuole stare in mezzo a noi. È venuto a nascere in questo mondo proprio perché ci vuole far comprendere e capire. Stasera, per celebrare questa novena all'insegna della benedizione di questi locali dell'Arco, di Sottolarco, che in realtà verranno proprio destinati a un museo agricolo. I nostri padri hanno sempre con fede e con amore amato il Signore e hanno saputo sempre lodarlo con il loro lavoro. Anche noi dobbiamo cercare di far questo e oggi, guardando i mezzi che essi avevano per poter coltivare la terra, questo ci fa comprendere e capire che è molto importante che anche noi col nostro lavoro miglioriamo la società di oggi, rendendola sempre più capace di poter dare a tutti ospitalità, gioia, serenità e tanto lavoro. Ci aiuti il Signore a comprendere che è proprio il lavoro il mezzo che ci rende sempre più capace di migliorare la nostra vita e di migliorare l'ambiente dove viviamo. Questo ambiente di Joppolo, veramente ambiente di pace, di serenità, di benessere antico e anche in parte proprio attuale, possa portare tutti a operare e ad agire secondo la volontà di Dio. E con questi sentimenti che io voglio ora passare la parola al nostro amato sindaco. Buonasera a tutti. Grazie di essere qua tutti insieme a ritornare a godere di uno dei beni più antichi di Joppolo, più belli di Joppolo, e che è, diciamo, il passaggio per tutta questa comunità che abita a Piazza Picciola o nelle strade limitrofe, l'approdo verso il centro, verso la piazza. Oggi, dopo tanti anni di chiusura, stiamo festeggiando, perché per me è anche un'emozione, visto e considerato che sono nato e cresciuto in questa strada, a Piazza Picciola, poter di nuovo e godere insieme ai miei concittadini che da tempo sollecitavano l'apertura dell'Arco, poter insieme questo momento godercelo tutti insieme, anche in occasione di questa festività natalizie, con l'ausilio anche
di questa festa e della novena. Abbiamo pensato come amministrazione comunale di questi locali adibirli a un museo delle attrezzature contadine, visto e considerato che Ioppolo è un paese di tradizione contadina. La parte bassa dei locali, la parte alta la utilizzeremo come centro di aggregazione giovanile e nello stesso tempo, visto e considerato che a Ioppolo sta partendo la Proloco, credo che avremo tutte le intenzioni proprio di dare questi locali a questo Proloco che sta per nascere, in maniera tale che possa essere un locale che sia utilizzato da tutti. Io ho tantissimi ringraziamenti da fare, ma principalmente l'emozione è stata quella di vedere tutti quelli che abitano o abitavano a Piazza Picciola di volere organizzare questo momento di festa tutti insieme, e quello che ci sarà stasera è questa piccola festicciola è organizzata dagli abitanti, lo voglio sottolineare, dagli abitanti da Piazza Picciola. Io veramente vi dico, mi emoziono perché ci sono tanti ricordi di gente che non è più qua, che abita qua, però Enza Vizzina, che ci conosciamo tutti, ricordare i momenti trascorsi o tanti e tanti altri. Mi è venuta Enza, ho detto Enza perché ce l'avevo qua vicino, tanti e tanti altri i momenti trascorsi qua. Questo è un momento bello, viviamocelo tutti insieme. È un augurio che diventi questo il primo dei tanti momenti di ristrutturazione di quella che è il centro storico di Ioppolo. Infatti come amministrazione comunale, lo annuncio, stiamo cercando, ormai abbiamo già concordato anche l'acquisto di un altro immobile sempre in questa strada, per cercare di avviare un discorso di recupero della parte più bella che abbiamo di Ioppolo. Ci sforzeremo di farlo con anche il vostro supporto. Un grazie a tutti e continuiamo la festa.
insieme e procediamo alla benedizione dei locali e di tutto l'ambiente. Il Signore sia con voi. Dio Onnipotente, Padre di misericordia, che tutto hai creato per mezzo del tuo Figlio Gesù e hai fatto di Lui il fondamento incrollabile del tuo regno, benedici l'opera che intraprendiamo di questo ambiente e di questo locale che servirà al bene della popolazione, a gloria del tuo santo nome, per il bene della comunità, che fa crescere sempre in noi l'aiuto della provvidenza fino alla pietra di realizzazione. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Ecco che viene sciolto il nastro che dà inizio a questo locale, con i migliori auguri di tutta la popolazione. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Dio si sa di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Importante giornata per Joppolo, che si dota di una struttura che ripercorre la storia contadina. Sì, due molteplici motivi ci sono perché è una giornata importante. Perché viene recuperato una parte dell'arco settecentesco che fa parte della storia di Joppolo, da anni ormai, da più di 5 anni chiuso, ora viene recuperato. Viene recuperato con un lavoro di restauro di tutto e abbiamo pensato come amministrazione di istituire un museo degli attrezzi contadini, visto e considerato che Joppolo è un paese di tradizione contadina. In questi locali, oltre a questo museo dell'attrezzatura contadina, adibiremo, ci sono dei locali che saranno messi a disposizione come centro di aggregazione per chiunque ne volesse usufruire. Ci saranno dei computer, ci sarà delle attrezzature affinché ci possa essere un centro di aggregazione dei nostri giovani. Torniamo all'arco intanto. Qual è la sua valenza e come avete operato per il suo recupero? Allora, intanto la sua valenza è una strada di comunicazione proprio con il centro del paese, con la piazza. Noi abbiamo adoperato, abbiamo fatto tramite dei mutui che c'erano con la Cassa Depositi e Prestiti a indirizzare queste somme per il recupero proprio di questa parte. Questo è solo, diciamo, un inizio di quello che noi in questo quartiere vogliamo fare, perché a giorni stiamo acquistando anche un altro immobile proprio vicino all'arco che restaureremo pure e metteremo sempre a disposizione di tutta la collettività. In particolare invece questo museo dell'arte contadina, ci sono tantissimi attrezzi, ce ne sono anche di molto antichi. Sì, io devo ringraziare i miei concittadini che hanno risposto in tanti all'avviso che noi abbiamo fatto, perché abbiamo fatto un avviso e i miei concittadini hanno ritenuto che ha una sua valenza, ha una sua importanza poter donare anche delle cose che erano molto care e metterle a disposizione della collettività, anche perché questo per noi è un primo punto di partenza con questo museo, perché fra non molto apriremo il Parco Natura, sempre per cercare di portare gente a Joppolo, di far conoscere Joppolo, quindi di far sviluppare un po' quella che è, diciamo,
come voglio dire, un po' lo sviluppo di Joppolo, che non si può più basare sull'attività contadina, ma si deve anche basare sul turismo. Di questo anche c'è la via Francigena che ci sta dando una grossissima mano, considerato che Joppolo è il paese finale, diciamo, della tappa prima di Agrigento, dove vengono molti pellegrini e sostano qua a Joppolo, mangiano a Joppolo, conoscono Joppolo, sta diventando un punto di riferimento. Sindaco, in un momento di grossa crisi delle istituzioni comunque volete in questo modo anche dimostrare che con tutto ciò è possibile lavorare bene e proiettarsi verso lo sviluppo. Sì, è vero, c'è una crisi, ci sono meno trasferimenti, il problema vero è quello se noi riusciamo a spendere quei pochi soldi che abbiamo in delle cose che possono essere produttive e possono dare impulso allo sviluppo del nostro territorio. Con grande gioia vogliamo ringraziare questi musicanti che ci hanno allietato stasera e gli auguri più belli e il ringraziamento a questi bambini a cui facciamo un lieto applauso. Auguri! Voglio io grazie a nome degli insegnanti e della scuola che hanno preparato questi bimbi affinché stasera si inserissero in questa scenografia della magia del Natale. Grazie ai loro genitori, alla rappresentante di classe che sono stati collaboratori fenomenali. Vi dico grazie di cuore, grazie ai bimbi per la loro presenza. Teniamo tanto a inserire Gesù Bambino nella nostra scuola, nel nostro paese, contro chi non ha questa idea. E proprio per questo l'abbiamo inserito questa sera nella magia del Santo Natale. Bene, auguri, allora, tanti auguri.